Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolana Albergatori e coordinatore di Spiagge Venete. Parliamo del problema degli affitti d'azienda sul quale voi avete combattuto fin dalla scorsa primavera e che riguarda molti degli alberghi di Jesolo, molte delle aziende di Jesolo. Ecco, oggi il governo potrebbe varare un aiuto che considera un andare incontro ai contributi d'affitto fino al 50%. Cosa ne pensate? Sì, questa formula del credito d'imposta, molto utilizzata devo dire dal governo in questa fase, è in parte soddisfacente, in parte perché dal 30% viene innalzata la soglia al 50% e sulla base annuale, quindi sul totale dei canoni della stagione 2020, quindi non solo per il periodo di lockdown. Questo diventa, ripeto, in parte soddisfacente perché comunque resta e permane un problema di liquidità. Per poter accedere a questa forma di credito d'imposta è necessario, voglio dire, il pagamento del totale del canone, quindi le pezze giustificative, ma il problema sta proprio qui, il problema è la capacità di riuscire a sopperire al pagamento del canone, perché il problema è di liquidità, quindi è un problema di cassa, e l'abbiamo detto fin da subito, fin da marzo, quando una delle prime battaglie che abbiamo portato avanti era proprio quella degli affitti d'azienda, percependo fin da subito la problematica. Ecco, proprio in riferimento alla battaglia iniziata lo scorso marzo, voi avete lanciato l'appello ai proprietari dicendo che c'era la necessità di rinegoziare i contratti. Siete ancora di questa idea? Ma è evidente come questa fase di difficoltà abbia portato alla luce quelli che sono alcuni radicamenti storici, diciamo così, che ci hanno portato ad oggi. I contratti di affitto d'azienda spesso erano basati su logiche direi ormai anacronistiche, un tot a camera, un tot a posto letto, a prescindere dalla struttura, a prescindere dalla capacità di rendere della struttura stessa, quindi oggi non è più spesso competitivo quel tipo di struttura, ma soprattutto questo tipo di approccio. Credo che oggi sia più necessario pensare a delle forme di contratto un po' più flessibili che prevedono una parte fissa e una parte variabile. Questa parte variabile deve essere commisurata in funzione della capacità di resa della struttura stessa, al posizionamento, all'andamento e alle fluttuazioni del mercato dei flussi turistici che inevitabilmente fanno risentire la struttura del lavoro e del buon fatturato che può creare. Ecco, nonostante l'andamento della stagione 2020 non sia stato così disastroso come si immaginava all'inizio di questa stagione stessa, c'è il rischio che alcune aziende debbano chiudere e riconsegnare le chiavi? Questo è un rischio che speriamo di scongiurare. Noi fin da subito ci siamo approcciati dicendo che volevamo portare tutte le strutture alberghiere, non solo di Jesolo ma della costa, ma del Veneto in generale, fino al 2021 sane e salve. Questo continua ad essere l'impegno massimo che continuiamo a proferire. È evidente come la problematica sia contingente, molti proprietari in questo momento non si sentono di discutere, di negoziare questi canoni e rischiano di mettere in grande difficoltà queste aziende con il rischio potenziale di perdere un patrimonio imprenditoriale importante. Questo dobbiamo decisamente scongiurarlo. Va ricordato e va detto che è una stagione che è andata meno peggio di quello che immaginavamo, ma è ben lontano da essere soddisfacente sotto l'aspetto economico. Quindi questo deve essere ben chiaro. Un 45%, 50% di calo del fatturato non è un calo sostenibile, anche perché gli stagionali hanno ottenuto molto poco in termini di aiuti dal governo. Ricordo che l'altra battaglia che portavamo avanti era la decontribuzione ai rapporti di lavoro, che è stata portata a casa ma per le assunzioni fatte da agosto in poi, quindi del tutto inefficace per esempio per noi. Quello poteva essere un grande aiuto per le aziende.